Benvenuti a Noi Chiesa, al nostro viaggio alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della diocesi di Chiavari. Dedichiamo l'apertura questa settimana alle celebrazioni che Monsignor Alberto Tanasini sta presiedendo in diversi luoghi di lavoro, di cura e di sofferenza del nostro territorio, appuntamenti tradizionali in questo periodo di Pasqua. Ed in particolare negli ultimi giorni il Vescovo ha celebrato l'Eucarestia nella casa di riposo delle Dame Damine di San Vincenzo de Paoli, che si trova nel quartiere di San Pier di Canne a Chiavari, e in due luoghi di lavoro, una grande realtà, l'Arinox di Riva Trigoso, ed una piccola realtà, il supermercato alimentari di Santa Maria del Campo a Rapallo. Su tutto questo vediamo i nostri servizi. Gianluigi Muzio, 61 anni, tecnico di area e responsabile dei laminatoi di Arinox, ed Ennio Bartolozzi, anch'egli 61 anni, caposquadra che ha formato in questi anni tutti gli addetti ai laminatoi che lavorano all'Arinox. Sono due operai, due nuovi maestri del lavoro della Repubblica Italiana. È il titolo che consegue chi riceve la Stella al Merito, assegnata annualmente dal Presidente della Repubblica a 1000 lavoratori in tutta Italia che si siano distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale. La notizia è stata comunicata questa mattina in fabbrica dall'amministratore delegato Massimiliano Sacco in occasione della messa celebrata nel periodo di Pasqua dal Vescovo diocesano. Quest'anno, oltre a avere la possibilità di visitare gli impianti in produzione, abbiamo potuto mostrare al Vescovo il laminatoio 4. Stiamo terminando la fase di collaudo e dal 2 maggio comincerà la produzione. Quindi è stato un momento di incontro, un momento di confronto e di gioia fra tutti i nostri dipendenti. Monsignor Tanasini ha proposto ai lavoratori una duplice riflessione scaturita dalla lettura della parola di Dio. Sulla scorta della testimonianza del primo martire Santo Stefano, il Vescovo ha invitato tutti a riconoscere con cuore sincero il Signore risorto. Abbiamo bisogno di onestà intellettuale, una cosa che purtroppo troppe volte non riscontriamo essere presente nel modo di vivere della nostra società. In secondo luogo, Monsignor Tanasini ha invitato a riconoscere anche l'autentico pane che sfama, il pane che dà la vita, vero significato del lavoro quotidiano. Noi siamo qui a guadagnarci il pane, giustamente, per noi, per le nostre famiglie. Ancora una volta sentiamo l'invito a un altro pane, che non è alternativo a questo, ma al quale il pane che noi guadagniamo col nostro lavoro tende. È il pane della vita nella sua pienezza. Una storia di tenacia, quella della famiglia Noziglia, titolare dell'ingrosso di frutta e verdure dell'alimentari, tabaccheria ed edicola di Santa Maria del Campo a Rapallo. Alla fine dell'Ottocento c'era già come spaccio di alimentari ed osteria. Il pronipote del fondatore è ancora il proprietario. Era un piccolo negozietto ed c'era un po' di alimentari, c'era persino ai miei tempi, parlo di 80 anni fa, quando ero giovane ragazzo io, avevamo un po' di ferramenta e poi avevamo un po' di osteria e basta. Mio papà faceva il contadino e mia mamma udiva questo negozietto. Di fronte a certe cose siamo piccoli. Insomma, cerchiamo di darci da fare, di lavorare. C'è un figlio e una nuora che sono molto disposti, molto bravi e cercano di andare avanti, di fare bella figura e farla fare anche a noi. Oggi l'Alimentari Ponte Nuovo ha 13 dipendenti e per il secondo anno ha ricevuto la visita del Vescovo per la celebrazione della messa nel periodo di Pasqua. È un momento di comunione molto bello, molto sentito da tutti. E ringraziamo per questo dono che ci viene dato, sia di questa presenza del Vescovo, di questa Santa Messa, e soprattutto ringraziamo il Signore per il lavoro che quotidianamente ci dona. Grazie a Dio riusciamo ancora ad avere lavoro e riusciamo a mantenere tutti i dipendenti, tutti in attivo perlomeno, che in questo momento è già una grande fortuna.
e speriamo che il momento difficile sia passato e che si possa andare verso un periodo migliore. Monsignor Tanasini ha avuto modo di incontrare i lavoratori, di dialogare con loro e nell'omelia, partendo dal commento alla liturgia del giorno, ha offerto un messaggio di grande speranza. Credo che sia vero che non possiamo chiuderci su noi stessi, nelle nostre tristezze, nelle nostre angosce. Apriamoci a questa parola del Signore, raccogliamo questa promessa, viviamo in questa prospettiva, la vita eterna, come dono che viene fatto a tutti noi che vogliamo fare la volontà del Padre e quindi crediamo nel suo Figlio. Il conforto che arriva dalla Pasqua abbraccia tutti, anche le persone anziane. Con parole delicate e rassicuranti, il vescovo Alberto Tanasini ha presentato agli ospiti della casa di riposo delle Dame Damine alcune riflessioni tratte dai testi biblici. Il dono di salvezza di Gesù deve essere annunciato a tutti gli uomini. La predicazione degli apostoli ha dato fastidio a chi non voleva fare conoscere Gesù, tanto che sono stati imprigionati perché non parlassero più. Ma un angelo ha portato misteriosamente gli apostoli fuori dal carcere. Ciò indica il fatto che la parola di Gesù non può essere imprigionata, è più forte di ogni ostacolo. Il vescovo poi si è soffermato sull'incontro di Gesù con Nicodemo, che era un anziano. Nessuno può dire io non valgo niente, ha sottolineato Tanasini. Il Figlio di Dio è venuto per salvare, per dare una vita nuova anche a 70-80 anni. Si rinasce dall'alto per un dono di Dio. Gesù è risorto, ha concluso il vescovo, perché anche noi risorgiamo e la nostra vita sia nuova. L'importanza di motivare le persone anziane riguarda in primis gli operatori sanitari. Sentiamo uno dei 3 medici in servizio nella residenza, Luigi Calcagno. Gli anziani ospiti a pieno regime possiamo arrivare fino a 72 ospiti, attualmente siamo sui 69-70 ospiti. Sì. Quale tipo di assistenza viene offerta? Viene offerta un'assistenza innanzitutto medica, perché c'è una presenza costante mattina e pomeriggio del medico, e un'assistenza infermieristica, oserei dire quasi, io che sono stato in ospedale tanti anni, tipo quasi ospedaliero, perché c'è una gerarchia, la caposala, gli infermieri, gli operatori, quindi c'è un'assistenza a mio giudizio ottima, ecco, con la massima attenzione a tutti i problemi che chiaramente sono tanti di questi anziani. Cioè. Il vescovo nell'omelia ha detto agli anziani che la vita comunque è importante anche in questa fase della terza età, dell'età anziana. È difficile motivare queste persone? No, non è difficile, è importante questo perché anch'io faccio parte già di questa fase della cosa, quindi mi rendo conto che è importante essere motivati e in questa struttura tutto è organizzato affinché gli anziani possano trascorrere più piacevolmente. L'impegno è massimo, però alle volte non sempre tutto riesce alla perfezione. C'è anche fra l'altro la possibilità di svaghi, nel senso di giochi, di musica. C'è anche vengono ogni tanto durante la settimana anche i cani, cioè che sono addestrati proprio per stare e vengono accolti molto bene perché c'è un rapporto ottimo anche con l'animale. E quindi direi che qui insomma si cerca di mettere tutto l'impegno sicuramente le situazioni cliniche che qui si presentano sono variegate, sono difficili perché gli anziani hanno vari problemi, da quelli più banali alla demenza, quindi voglio dire è un impegno per tutti, ecco, cioè un impegno grosso per tutti. Il personale da quante persone è composto? Il personale, ripeto, adesso il numero esatto io come medico non lo so, però ripeto, gli operatori sono quelli che assistono più da vicino ai malati, nell'alimentazione, nella vestizione, nella pulizia, poi ci sono gli infermieri che ruotano giorno e notte con la caposala e i medici siamo 3. Che ruotiamo e più abbiamo una disponibilità telefonica di reperibilità anche notturna. Sarà che io ero abituato all'ospedale, per cui non è che mi fa, quindi cerchiamo di dare una protezione massima. Ecco. I 70 ospiti della Casa delle Dame Damine di San Vincenzo sono abituati alle visite fatte dal Vescovo, in particolare a Natale e a Pasqua. L'appuntamento periodico con il Vescovo, che viene qui almeno a Natale e a Pasqua, viene recepito dagli anziani, se ne rendono conto oppure no? No, se ne rendono conto, ovviamente non tutti, però la maggior parte se ne rendono conto
e sono lieti di questa vicinanza del Vescovo, e lo si vede soprattutto quando poi terminata la messa il Vescovo gira attraverso i pazienti e si vede il gradimento, facilmente parlano, hanno bisogno di questo, quindi è una cosa che io avevo già sperimentato nell'ospedale quando ero, tutti i Natali l'eccellenza Vescovo diceva la messa da noi, e anche in ospedale c'era questa corrispondenza, maggiormente qua dove c'è bisogno proprio di compagnia, di dialogo, di parole, ecco, di conforto. E il nostro Vescovo in queste cose è eccellente. Quindi. Il Vescovo diocesano visiterà altri 2 luoghi di lavoro nei prossimi giorni, in particolare il prossimo 18 di aprile alle 17 celebrerà l'Eucarestia alla Lames di San Pier di Canne a Chiavari, mentre il 20 aprile sempre alle 17 sarà alla Flexo. Ora parliamo di un altro appuntamento organizzato dalle parrocchie del Vicariato di Rapallo e Santa Margherita Ligure, la presentazione del libro intervista a Papa Francesco scritto da Andrea Tornielli, un'occasione per andare al fondo dei contenuti di questo libro che si pone un po' come cuore dell'anno della misericordia. Abbiamo intervistato a questo proposito il vicario foraneo delle parrocchie di Rapallo e Santa Margherita Ligure, Don Beppe Culoma. Vediamo. Che taglio ha questo libro? Direi che ha ragione un po', come dire, ho letto qualche recensione e poi ho riletto più volte il libro e mi sono convinto che chi l'ha presentato in questa maniera ha ragione. È un libro che permette un incontro diretto con Papa Francesco, perché Papa Francesco, più che riflettere astrattamente sul tema della misericordia, racconta di sé, racconta di ciò che più l'ha colpito, più l'ha commosso su questo tema, e racconta sull'esperienza che lui innanzitutto ha fatto della misericordia e come giovane, no? Quindi uno dei passaggi fondamentali di questo libro è il racconto, peraltro conosciuto, della sua vocazione, no? L'incontro il 21 settembre del 1953, questo bisogno di misericordia e di confessione, e l'incontro con il padre che lo confessa, che poi diventa un grande suo amico. E questo, diciamo, da un'esperienza personale il Papa in qualche modo dà una dimensione della misericordia di Dio. Ecco, che definizione emerge da questo libro della misericordia? No? Spesso la misericordia viene anche confusa con buonismo, non so se il termine è esatto, con una certa dimensione così in cui tutto va bene, tutto sommato. Invece la misericordia di Dio è altra cosa. Direi così, possiamo usare una risposta che lui ha dato. Misericordia è il modo di Dio di perdonare, è il modo con cui Dio perdona, no? E in che cosa consiste questo modo, no? Che oltre che perdonare rilancia, fa ripartire. Pensiamo per esempio al dialogo con l'adultera, no? Che Papa Francesco commenta, no? E dice non semplicemente l'ha perdonata, no? Ma l'ha rilanciata, vai, non peccare più, no? Oppure anche altre occasioni, cioè la misericordia è il modo con cui Dio perdona, cioè che il modo perdona e nello stesso tempo rigenera, nello stesso tempo fa ripartire, ridà speranza, perché un uomo possa ripartire nuovamente nel suo cammino di fede, nel suo cammino cristiano, nel suo cammino umano. Uno dei grandi desideri di Papa Francesco è quello di raggiungere proprio tutte le anime, anche quelle più distanti, e questo forse emerge anche da questo libro, no? Anche un'umanità più inquieta, se vogliamo, più così alla ricerca. Cioè lui ripete più volte che questo tempo è un tempo di misericordia, è un tempo in cui l'uomo non solo ha bisogno di misericordia, ma è talmente fragile, talmente indebolito, talmente caduto nella sua, che a volte non crede nemmeno che Dio possa
possa perdonarlo, no? Allora il Papa dice spesso, non solo in questo libro ma anche in altre occasioni, non stancatevi mai di chiedere perdono a Dio, perché Dio non si stanca mai di perdonare. Da un lato cerca di avvicinare chi si sente lontano perché magari si sente nel peccato, dall'altro rammenta che anche il buon padre di famiglia deve chiedere la misericordia di Dio, no? Quindi insomma la misericordia ci unisce tutti quanti. Certo, direi questo, che forse vale la pena anche citare così qualche frase. Il Papa dice: oggi manca l'esperienza concreta della misericordia. La fragilità dei tempi in cui viviamo è questa: credere che non esista una possibilità di riscatto, una mano che ti alza, un abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risolleva, ti inonda di un amore infinito, paziente, indulgente, ti rimette in carreggiata. Abbiamo bisogno di questo. Oppure quando parla della confessione, no? Spiega perché la confessione non è come mandare un indumento in tintoria, oppure perché non è una sala di tortura. Certo. Ecco, anche questo mi è piaciuto molto. Confessarsi davanti a un sacerdote è un modo per mettere la mia vita nelle mani e nel cuore di un altro, che in quel momento agisce per conto di Gesù. È un modo dunque allora per ripartire. È molto schietto, è molto diretto il Papa in questo. Sì, molto, sì. Anche nel suo linguaggio, così nelle sue risposte. E a questo proposito racconta la storia di quella vecchietta che incontra dopo ore che confessava, no? E lui dice a questa signora: ma lei non ha bisogno di confessarsi, è buona, no? Così. Questa donna le dice: ma se Dio non continuasse a perdonare, il mondo non esisterebbe. Quasi che ciò che dà forza, vigore, vita, ecco, potremmo dire così, la misericordia è la vita del mondo, è quel flusso di vita che continua a rendere vivo il mondo. È iniziato in seminario a Chiavari il mini corso Educare che passione, un ciclo di appuntamenti rivolto a chi nei gruppi, nei movimenti e nelle associazioni della nostra diocesi si occupa in particolar modo dei giovani per riaccendere la passione educativa. Il primo appuntamento è stato con padre Francesco Cavallini, un gesuita di origine bergamasca che vive nella comunità di Genova. Il prossimo appuntamento invece sarà il prossimo 21 aprile, giovedì 21 aprile, sempre alle 21, sempre in seminario, e il relatore sarà un monaco di Bose, Goffredo Boselli. Vediamo l'intervista a padre Francesco Cavallini realizzata da Don Luca Sardella. Il mondo giovanile sta vivendo velocissimi processi di cambiamento, ma come questo cambiamento del mondo giovanile ha cambiato, Francesco Cavallini? Ma certamente le istanze che i ragazzi portano nel cuore, gli stili di vita dei ragazzi, i nodi della vita dei ragazzi, le fatiche dei ragazzi di oggi mi hanno cambiato tantissimo, nel senso che sono uno stimolo per me di approfondire la mia fede, per trovare quelle risposte che il Vangelo, che il Signore Gesù, che il Signore della vita in abbondanza offre ai ragazzi di oggi, può dare ai ragazzi di oggi, ma è un lavoro di conversione mio in primis, è un lavoro di approfondimento della parola di Dio che si rivolge a questi giovani a partire da quello che i giovani vivono oggi, per cui certamente attraverso loro il Signore ha convertito me attraverso la sua parola e la relazione con loro. Dovessi dare un consiglio a chi quotidianamente presta servizio nelle parrocchie del nostro paese, che cosa diresti? Gli direi intanto di crescere loro nell'approfondimento di una vita spirituale adulta e di una relazione adulta con Dio, cioè un approfondimento della parola di Dio, una consuetudine con la meditazione della parola di Dio e un crescere nell'arte del discernimento degli spiriti, riconoscere lo Spirito Santo che opera nel cuore.
prima su di sé e attraverso questo poi aiutare i giovani a essere sempre più liberi, autentici e quindi coraggiosi e quindi generosi. Cioè aiutare i giovani a essere autentici attraverso la meditazione della parola e l'arte del discernimento degli spiriti, penso che è il servizio più grande che si possa fare a un giovane, interiormente libero e autentico. Così facendo incarna già lo Spirito Santo e così facendo sicuramente poi produrrà opere di bene e coraggiose e generose. A Sestri Levante è stato presentato l'ultimo libro di Giuliana Algeri, già soprintendente ai beni storico-artistici della nostra regione. In particolare quest'ultimo studio è stato dedicato alle chiese, agli edifici sacri, alle cappelle, agli oratori di Sestri Levante nel tardo Cinquecento. Una ricerca storica minuziosa ed accurata. Vediamo il servizio. La ricostruzione della fisionomia delle chiese, delle cappelle e degli oratori di Sestri Levante è stata possibile grazie ad un lavoro minuzioso svolto da Giuliana Algeri, già soprintendente ai beni storico-artistici della Liguria. Ne è scaturito un volume che è stato presentato nella chiesa di Santa Maria di Nazareth. Le pagine ripercorrono l'intera podesteria sestrese attraverso i suoi edifici sacri, la cui immagine tardo medievale è stata ricostruita grazie ai documenti relativi alle 2 visite pastorali del 1579 e del 1582. L'autrice Giuliana Algeri ha ricostruito esattamente come erano arredate le chiese principali di Sestri e del grande territorio che allora afferiva a questa città. Quindi noi abbiamo per la prima volta la possibilità di comprendere come erano questi edifici nel momento in cui il Concilio di Trento chiede ai vescovi di fare la ricognizione di questi edifici. E quindi noi abbiamo la fotografia di come erano le chiese praticamente alla fine del Medioevo, prima che il Concilio di Trento e le riforme liturgiche trasformassero le chiese. Quindi un lavoro importantissimo fatto con anni di lavoro, di studio, di ricerca. La lettura di questi documenti non è certamente semplice, bisogna saperli leggere, bisogna saperli interpretare, e che dà la possibilità di avere un quadro oggi abbastanza chiaro dello sviluppo di questi antichi edifici, tra l'altro ritrovando opere d'arte che si conservano ancora ma delle quali non si capiva bene la provenienza antica, perché invece in questi documenti, in queste visite pastorali che hanno la caratteristica di indicare chiesa per chiesa, cappella per cappella, che cosa c'è all'interno degli edifici, c'è la possibilità di comprendere crocifissi, pale d'altare che ancora sono nel territorio dove si trovavano in origine, e questo insomma è un contributo molto importante. I documenti che sono stati consultati e analizzati riportano con precisione gli arredi sacri di cui ogni edificio era dotato, il che significa che è stato possibile comprendere l'origine di diverse opere d'arte fino ad oggi difficilmente collocabili nella loro sistemazione originaria. Un lavoro, quello realizzato da Giuliana Algeri, importante non solo per i risultati conseguiti, ma anche per il metodo utilizzato. La cosa che mi ha colpito di più è intanto la tenacia della studiosa, che si è messa a fare un lavoro molto importante, perché noi vediamo un libro ma non immaginiamo quante ore di lavoro, e poi bisogna leggere testi difficili scritti in latino, scritti naturalmente con non con una scrittura letteraria, quindi ci vuole anche la pazienza. Ecco, mi ha colpito moltissimo questa tenacia e il fatto che si costituisca un capitolo di storia locale, ma che la storia locale è semplicemente la tessera di un grande mosaico, cioè della storia dell'arte di Sestri e, nel senso più allargato, di una fetta molto importante della Liguria. Quindi è anche un po' un esempio di come si deve fare ricerca. Bisogna ricominciare da capo, bisogna ricominciare dalle fonti, non fidarsi troppo della letteratura, soprattutto quella dell'Ottocento, che di solito è punto di riferimento per questi studi, andare alle fonti e ricostruire piano piano con pazienza come erano le cose. Poi naturalmente le cose sono cambiate, però insomma quello che mi ha colpito è proprio questa opera locale che ha le caratteristiche
per come è stata condotta, i passaggi scientifici, il modo di procedere, che potrebbe essere applicato alle più grandi città d'Europa e del mondo. Nella quarta domenica di Pasqua la Chiesa celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Nella nostra diocesi ci sarà un momento particolare sabato 16 aprile a partire dalle 10:15 a Rapallo nei locali della Casa della Gioventù. Si tratta di un'occasione di incontro assieme al Vescovo, ai seminaristi, ai religiosi, alle religiose e ai consacrati della nostra diocesi. Un appuntamento particolarmente rivolto ai giovani. Tema della giornata sarà ricco di misericordia, ricchi di grazie. Si inizia dunque, come abbiamo detto, alle 10:15 con il ritrovo. A partire dalle 10:30 ci sarà un momento di gioco, poi il saluto del Vescovo e la preghiera. Seguiranno alcune testimonianze, poi un breve lavoro a gruppi. La giornata si concluderà con il pranzo insieme. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana.